Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, noi sardisti abbiamo iscritto la parola indipendenza nel dibattito politico e istituzionale di questa legislatura. Francamente ci è parso di dare l'unico nome possibile a ciò che scrivono nei loro atti diverse forze politiche della Sardegna. Perché che significa altrimenti parlare di, e cito, diritto del popolo sardo ad essere padrone del proprio futuro, come recita la nostra mozione approvata il 24 febbraio del 99 da questo Consiglio e richiamata oggi dai documenti di alcune forze politiche. O parlare di poteri di autodeterminazione del popolo, come fanno altri, o affermare che, e cito, la Sardegna è una nazione con proprio territorio, storia, lingua, cultura e identità, cioè uno Stato, come fanno altri. O affermare e scrivere che il popolo sardo reclama il diritto di decidere del proprio avvenire secondo quanto sancito dalla Carta dell'ONU, dall'atto di Helsinki, dalla Carta di Parigi, facendo così riferimento ai documenti che disciplinano i rapporti tra gli Stati e le nazioni. O ancora paragonare la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo alla situazione della Sardegna. Che significa tutto questo, colleghi, se non indipendenza? Noi, sardisti, non siamo rivoluzionari. Non pensiamo all'indipendenza come a un interruttore che scatta e realizza il suo compito. L'indipendenza è un processo, ma oggi è un processo in crescita di consenso. Vogliamo inibire questo consenso con tabù verbali oppure annacquarlo con parole inutili? Noi gli diamo il suo nome, indipendenza. Perché lo facciamo ora? Oggi il tema della sovranità è al centro della crisi dello Stato italiano. E il tema all'ordine del giorno è proprio il nesso tra sovranità, libertà e risorse. La domanda è: come si partecipa a questa partita decisiva? In primo luogo noi pensiamo con un pensiero proprio, autonomo, originale, non derivato da chi è più forte. Vi dimostrerò, colleghi, quando parleremo di federalismo fiscale, quanto sbagli chi dice che la ricchezza prodotta in Sardegna non è sufficiente a finanziare le funzioni di sovranità a cui noi andiamo. Come pure, colleghi, non seguite il pensiero debole di chi pretende di dimostrare che per rendere credibile la legittimità e la praticabilità dell'indipendenza si debba dimostrare la capacità di esistenza autarchica della Sardegna. Nessuno Stato al mondo vive separato dagli altri, ma non per questo affida la propria sovranità a chiunque o peggio se ne disinteressa. Noi proponiamo di stare a questa nuova coscienza indipendentista dei sardi, che è maturata, badate, senza cercare per legittimarsi motivazioni storiche come si faceva nel Risorgimento. Il senso dell'indipendenza di oggi nasce dall'esperienza della responsabilità. In molti sono andati dalla Sardegna in giro per il mondo a lavorare, a studiare, a mettersi alla prova, hanno sperimentato che la cittadinanza del mondo non ci è preclusa. Le esperienze di lavoro, di istruzione e di cultura fatte dai sardi in Sardegna e fuori dalla Sardegna stanno alla società sarda di oggi come la grande guerra è stata ai sardi di ieri. Abbiamo coscienza del nostro essere storico e scienza delle nostre competenze. Noi oggi siamo come i reduci della grande guerra avrebbero voluto essere, cioè siamo capaci di governare le sfide che ci riguardano. In quale contesto abbiamo maturato questa coscienza? Lo dico con convinzione. La situazione italiana attuale è questa.
La Costituzione della Repubblica Italiana è in una crisi profonda di consensi nella società italiana. Non regge più il sistema dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, è in crisi il Parlamento, l'istituzione principe della democrazia, è in crisi il quarto potere, l'informazione, sono in crisi i diritti di cittadinanza, è in crisi la libertà, oppressa da una burocrazia irresponsabile e da una finanza che ormai gode di immunità e di impunità. È in crisi la struttura unitaria dello Stato, il suo rapporto con i cittadini, le comunità, i comuni, le regioni, crisi che la riforma del titolo V non ha minimamente sanato, perché l'esperienza delle autonomie locali, colleghi, ha posto all'Italia un problema risolto malissimo dal Risorgimento e acuito dal fascismo e dal dopoguerra. Il problema è quello di quale sia il luogo legittimo di residenza della sovranità. Le famiglie, i corpi intermedi, i comuni, le regioni sono ormai consapevoli che sono titolari di una sovranità originaria che li legittima ad esercitare poteri originari. Questa coscienza mette in crisi ogni forma di autonomismo, fondato sempre e comunque sull'idea di una sovranità centrale, esercitabile perifericamente solo per delega e sempre revocabile, come sappiamo bene col patto di stabilità. Anche l'attuale discussione sulla legge sul federalismo fiscale aggira il tema della sovranità, perché lo teme. E allora cosa fa? Nasconde agli italiani che la potestà impositiva rimarrà sempre saldamente nelle mani del governo centrale in nome dell'unità. E poi afferma però che tendenzialmente le risorse fiscali torneranno alle regioni in misura proporzionale alla ricchezza prodotta e al gettito generato da ciascuna di esse, cioè il gettito fiscale prelevato centralmente sarà distribuito per rafforzare le differenze tra le regioni, cioè andrà a rafforzare la realtà della diversità delle regioni d'Italia che smentisce l'esistenza stessa dell'unità. Queste sono le distorsioni del regionalismo e dell'autonomismo. Non fidatevi delle chimere perequative. Non solo, il feticcio dell'unità raggiunge livelli di irrazionalità per noi sardi molto pericolosi. Per esempio, nei decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale si sta andando a definire, come loro sanno, i cosiddetti costi standard, cioè il costo dei servizi che garantiscono i diritti, parametrati nelle regioni dove costano di meno e sono più efficienti. Dopo che il costo così parametrato verrà determinato, quel costo varrà per tutti, cioè diventerà il costo nazionale. La Sardegna ha più o meno la stessa estensione territoriale della Lombardia, però ha su questo territorio 1.600.000 abitanti. Io sfido chiunque a dimostrare che le stesse funzioni, scuola, sanità, trasporto e quant'altro, esercitate qui da noi hanno lo stesso costo che in Lombardia. I costi standard, colleghi, sono egemonia, non democrazia. Ricordiamoci.